I cambiamenti climatici, le variazioni dei prezzi anche improvvise del mercato, l'andamento meteo di stagioni che non sono più prevedibili, ciò nonostante il valore complessivo della produzione agricola veneta nel 2018 supera i 6 miliardi di euro, in deciso aumento più 8% rispetto all'anno precedente. Il Veneto risulta essere la prima regione in Italia per pagamenti effettuati. Soprattutto alcune filiere importanti come esempio quella vitivinicola, che abbiamo avuto una produzione più del 48%, ma anche nella frutticola con incremento di alcune produzioni veramente importanti e buone, soprattutto le mele e il kiwi in particolare, che hanno avuto un buon risultato. In Veneto sono 64.000 le imprese attive, in calo l'occupazione. Dovuto poi mettere il ricambio generazionale che è continuo, quindi stanno pian piano sparendo le imprese individuali magari dove erano condotte da persone di una certa età e i giovani che pur si stanno avvicinando anche con i nostri interventi al mondo dell'agricoltura fanno un po' fatica. L'Istat dà un risultato che è un meno 9%, ma bisogna capirlo e interpretarlo rispetto all'anno precedente. Ci sono alcune situazioni che dipendono dai cambiamenti climatici. Bene il settore zootecnico, carni e latte, male le carni bianche. Il Veneto, ad esempio, era il primo produttore nazionale di conigli. Qualche altro punto di criticità. I cereali, che ahimè ha avuto una battuta di arresto, soprattutto nei prezzi dovuti alle importazioni, chiamiamole sleali, da parte appunto di altri concorrenti europei, le barbabietole che sono in forte crisi e il tabacco. Gli interventi più decisi della regione saranno quelli per sostenere Barbabietola, un solo zuccherificio rimasto in Veneto, e per la lotta alla cimice asiatica che colpisce la frutta. Veneto Agricoltura, al fianco della regione, sostiene gli agricoltori e dice loro che non si devono sentire soli. Io voglio sempre trasmettere un messaggio positivo, quindi intanto la prima cosa è non mollare, assolutamente non si deve mollare. Vedo che c'è una trasformazione progressiva nelle imprese, meno imprese individuali e più imprese di capitali, questo è sicuramente un passaggio assolutamente determinante, perché questo permetterà di avere le risorse, maggiori risorse